Io non posso sostituirlo. Vi dà fastidio? Non ce la faccio, non ce la posso fare. Non c'è il pubblico ministero, Presidente. Secondo me non l'aveva pronta. Eccoci, allora possiamo riprendere. Grazie. Prego. Grazie Presidente, illustrissimi signori giudici del Tribunale. Concludiamo io e il collega Tortorelli per quanto riguarda la posizione Risso, che è una posizione sicuramente un po' atipica nell'ambito di questo processo. Come saprete, Risso è l'unico a cui è addebitata un'ipotesi di riciclaggio ed è anche colui che, secondo la richiesta del pubblico ministero, dovrebbe rispondere della pena più alta. La richiesta di pena più alta ha interessato la posizione di Risso. Però, come promesso, cercheremo di essere estremamente sintetici, preannunciando che comunque poi depositeremo entro la fine della discussione delle difese una memoria illustrativa in cui magari percorreremo i passi in maniera un po' più esauriente delle argomentazioni che vogliamo sottoporre al vostro illustrissimo vaglio ed eventualmente poi anche con dei richiami più precisi in merito alla giurisprudenza e ai dati probatori che intendiamo sottoporre alla vostra attenzione. Anche perché ragionavamo qui fuori poco fa con il collega, alla fine è vero, è un processo estremamente complicato, estremamente ampio e quando ci si appresta ad affrontare una discussione di un processo così imponente ci si affanna sempre a cercare nei più reconditi atti dei angoli, dei faldoni, qualche elemento che magari su cui non si è prestata la dovuta attenzione, ma in realtà, Presidente, signori giudici, credo che come tutti i processi anche questo alla fine possa affidare i propri destini a 2 o 3 punti nodali. Sono snodi da cui dipende il destino di questo processo. E quindi mi appresto a indicare quelli che a nostro avviso sono i punti nodali della posizione Risso, che in qualche modo consentono di sviluppare e di risolvere in chiave assolutamente assolutoria il nodo gordiano che in qualche modo l'accusa ha intessuto intorno alla figura di Risso. Necessariamente dobbiamo affrontare 2 reati che sono svincolati l'uno dall'altro, non hanno alcun legame né storico né fattuale né inferenziale, perché la contestazione di falsa testimonianza, e mi riferisco al capo 40, è totalmente a sé stante rispetto all'ipotesi di riciclaggio che invece è collegata funzionalmente con l'addebito di corruzione della El Marug, che a sua volta è legata alla falsa testimonianza della El Marug. Quindi farò brevi cenni alla questione della falsa testimonianza che vi prometto davvero risolverò in poche parole, con però una precisazione, che la falsa testimonianza di Risso è sopravvissuta alla vostra ordinanza di novembre del 2021, cioè la sua posizione processuale non è mutata a seguito della vostra ordinanza, quindi non è interessato da quella dichiarazione di inutilizzabilità per l'accertamento postumo di una causa di incompatibilità con l'ufficio di testimone che voi molto opportunamente avete individuato e su cui non è intenzione di questa difesa assolutamente tornare, né mettere in discussione, né parlare di revoche postume o quant'altro. Capo 40, falsa testimonianza.
È una contestazione che attiene ai riferimenti dichiarativi di Risso, che era stato sentito soltanto nell'ambito del Ruby 2, chiamiamolo così per convenzione, ormai credo che sia più semplice per tutti, ed era stato sentito il 12 ottobre del 2012. In base alla contestazione, le falsità riguarderebbero quanto Risso aveva riferito nell'occasione in merito alla famosa serata presso lo studio di Giuliante, dell'avvocato Giuliante, del 6-7 ottobre del 2010. Ci sono 3 contestazioni relative alla falsa testimonianza che riguarderebbero da un lato l'individuazione e l'identificazione dei soggetti che avevano partecipato a quell'incontro, che secondo la pubblica accusa che recepisce la ricostruzione del Tribunale sarebbero stati non soltanto Risso, l'El Marug e l'avvocato Giuliante, ma anche Mora e un intermediario di lui, questo è testualmente il riferimento, e poi 2 altre falsità che sarebbero relative a uno scambio di corrispondenza telefonica con la fidanzata dell'epoca di Risso, la signora Facchineri, che, apro e chiudo una parentesi, per queste stesse contestazioni, e lei è l'autrice dei messaggi su cui Risso era stato chiamato a riferire intorno al loro significato intrinseco, è stata una posizione che è stata archiviata. Quindi già un primo elemento che credo importante sia da tenere presente è questo. La Facchineri, autrice di quei messaggi, riferisce in termini identici a quelli di Risso su queste circostanze, la Facchineri è stata archiviata nel merito. Però credo che il punto nodale della falsa testimonianza, ed è, diciamo così, davvero la leva su cui disarticolare completamente il costrutto accusatorio, sia dato dal fatto che questa vicenda non è stata minimamente istruita in questo processo. Non c'è stata l'acquisizione di alcun elemento ulteriore rispetto alla sentenza. Gli unici dati probatori a vostra disposizione per questa vicenda sono rappresentati dalle dichiarazioni testimoniali di Risso, che naturalmente per definizione sono il corpo del preteso reato, e la sentenza Ruby 2. Questa mattina è già stato detto moltissimo sullo standard probatorio, sulla valenza probatoria della sentenza irrevocabile, ai sensi dell'articolo 238 bis. Non voglio tornarci. Aggiungo soltanto una piccola chiosa e vi sottopongo un ulteriore tema, sempre ricollegandomi all'articolo 238 bis. La chiosa è che, come sapete perfettamente, l'articolo 238 bis nel identificare, nel qualificare una valenza indiziaria alla sentenza si richiama all'articolo 192,3 del Codice di Rito. E come sapete perfettamente, e non intendo minimamente soffermarmi su nozioni che conoscete molto meglio di me, la necessità di corroborare dall'esterno, che è intrinseca nella stessa richiamo dell'articolo 192,3, richiede che ai nostri fini sarebbe stato necessario un elemento esterno, individualizzante, da utilizzare come tertium comparationis, in modo tale da evitare che la sentenza del Tribunale di Milano, del Ruby 2, diventasse una prova legale, cioè che non fosse più il provvedimento passato in giudicato, ma che costituisse anche la prova e che vi chiudesse in un angolo, che vi costringesse a prendere atto delle conclusioni valutative di un'altra autorità giudiziaria. Il richiamo al 192,3, il fatto che la Corte Costituzionale abbia interpretato in termini costituzionalmente orientati l'articolo 238 bis, preservandolo dalla critica iniziale che era una norma che ledeva il principio del contraddittorio e anche del libero convincimento, impone pertanto di concludere che in assenza di altri elementi la prova della falsa testimonianza, ricavabile soltanto dal testo della sentenza acquisita, non possa dirsi raggiunta. C'è un ulteriore corollario però per quanto concerne la vicenda di Risso. Perché? Perché nella sentenza, come voi potrete apprezzare, la ricostruzione del Tribunale viene svolta attraverso la citazione degli esiti captativi di quella sera.
Risso era intercettato. E quindi il tema che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione è: ma in questa sede, in questo processo, va bene che l'articolo 238 bis in qualche modo costituisce prova del fatto accertato con l'ampiezza che il pubblico ministero ha indicato, cioè non soltanto il fatto del dispositivo, accertato in dispositivo, ma anche l'intero contesto storico-materiale descritto dalla sentenza, ma può essere utilizzato invece come veicolo per l'acquisizione delle prove? Quindi non dei fatti, ma delle prove? Le intercettazioni telefoniche citate in una sentenza possono essere utilizzate dal giudice ad quem, cioè da voi, visto che non sono state acquisite in questa sede? Ecco, invece a questa domanda credo che si possa serenamente dare risposta negativa. No, l'articolo 238 bis non è un mezzo surrettizio per far circolare elementi di prova che possono essere acquisiti nel giudizio soltanto in base alle regole processuali proprie di quel mezzo. Troverete numerosissima giurisprudenza in materia di dichiarazioni rese in un altro procedimento e limiti della utilizzabilità di quelle dichiarazioni riportate in una sentenza, con tutta la Cassazione che stabilisce che in quel caso il mezzo per veicolare le dichiarazioni non è l'articolo 238 bis, ma deve essere naturalmente e rigorosamente il rispetto dell'articolo 238,2 bis. Quindi, se il difensore dell'imputato non ha partecipato anche nel giudizio a quo, non è possibile per il giudice del processo ad quem conoscere di quelle informazioni, di quelle dichiarazioni. Però il tema con riferimento alle intercettazioni, che è quello che ci riguarda, è stato affrontato in maniera estremamente approfondita da una sentenza che io vi segnalo, è la sezione sesta, la numero 41.766 del 2017, che nel ribadire come l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili costituisce prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le prove in esse utilizzate nelle sentenze non sono sottratte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento, e nel ricordare quindi la regola riguardante le dichiarazioni con un richiamo al comma 2 bis dell'articolo 238, poi, in un altro passo della motivazione, stabilisce: sotto altro profilo si è utilizzato ai fini probatori in un altro procedimento il contenuto delle conversazioni intercettate nel procedimento a quo, con una sostanziale vanificazione della disciplina prevista dall'articolo 270, cioè della norma specifica che disciplina i limiti di utilizzabilità in altri procedimenti dei risultati delle captazioni. In tal modo si è estesa l'utilizzabilità probatoria delle intercettazioni al di là delle condizioni previste, mio o missis, dall'articolo 270 del Codice di procedura penale con riguardo alla trascrizione delle conversazioni. Ecco. Quindi va benissimo l'articolo 238 bis, va benissimo acquisire sentenze irrevocabili, ma io vorrei essere messo in condizione, nel momento in cui devo difendere un imputato che era testimone in quel processo, ma comunque soggetto intercettato, anche della possibilità di leggere i decreti di autorizzazione, di verificare in questa sede se quelle intercettazioni fossero utilizzabili, di svolgere appieno il diritto di difesa e di apprestare le garanzie difensive che sono garantite dall'ordinamento nell'ambito delle intercettazioni telefoniche. Così non è, e quindi non soltanto la sentenza in qualche modo ha una valenza probatoria che non le consente di essere base dimostrativa di per sé sola per i fatti contestati, ma oltretutto il testo nella vostra disponibilità è sicuramente depotenziato dalla impossibilità di utilizzare quelle telefonate che sono state, come vi ho poc'anzi accennato, la base sulla quale il Tribunale ha svolto le proprie considerazioni per ritenere falsa le dichiarazioni di risso e poi disporne la trasmissione alla Procura. C'è un tema che però ulteriore,
se dovessimo anche superare, credo un argomento insuperabile, ma in via subordinata, è un argomento che sottopongo alla vostra attenzione, ripeto, come seconda strada che si può percorrere. Io mi chiedo, stiamo parlando del processo Ruby 2, ma le circostanze su cui è stato chiamato Risso a rispondere, rispondevano a standard di pertinenza? Cioè erano pertinenti quelle dichiarazioni, tenuto conto, ripeto, che ci muovevamo in un contesto di addebiti a carico di Mora, Fede e Minetti, non di Berlusconi. Le circostanze che sarebbero emerse, gli accadimenti della serata del 6 e 7 ottobre, la presenza forse di un intermediario, di un intermediario, cosa c'entravano con il tema probandum di quel processo, che costituisce, come dire, la stella polare per perimetrare la pertinenza e la rilevanza delle prove? Cosa c'entravano? Vi segnalo soltanto, ma non la cito, perché se no mi dilungherei troppo, una interessantissima pronuncia proprio che definisce in maniera estremamente puntuale quali sono i limiti e i contenuti del giudizio di pertinenza e di rilevanza, che sono due attributi necessari affinché una dichiarazione resa dal testimone possa essere considerata falsa. Prima di essere considerata falsa, una dichiarazione testimoniale deve essere astrattamente e potenzialmente utile alla prova di quel fatto, senza che, se non è pertinente e non è rilevante, non è pericolosa. Se non è pericolosa, non c'è il delitto di falsa testimonianza. Vi ho detto che di aver segnato la sentenza, non l'ho fatto, lo faccio subito. È la sezione sesta 20.656 del 2012, si dilunga in maniera molto approfondita sui concetti che vi ho appena esposto. E poi, ripeto come ultima annotazione, ma davvero l'ultima, vi segnalo comunque un passo della sentenza. La questione Risso viene affrontata nella sentenza Ruby 2 del Tribunale alle pagine 350 e seguenti. Dopo aver ricostruito l'episodio e aver opinato che Risso forse dichiarava il falso quando si rifiutava di riconoscere che all'incontro nello studio di Giuliante fossero presenti anche Mora e l'intermediario, e non soltanto, come sostenuto dal Risso, l'avvocato e la Elma Rugg, e che tutto il resto lui l'avesse riferito per ingigantire la situazione, anche perché stava nascondendo la sua relazione clandestina alla fidanzata, perché questa era la situazione. Risso da un mese circa aveva già avviato una relazione clandestina con Elma Rugg, relazione che poi diventerà palese circa alla fine di ottobre e i primi di novembre del 2010, ma in quella circostanza era al telefono con la fidanzata, doveva giustificare il fatto che avrebbe passato la notte fuori, trascorso la notte fuori. Questa è la giustificazione che Risso tenta di rappresentare al Tribunale non creduto. Però alla pagina 355 di quella sentenza si legge questo passo che devo necessariamente riproporvi. Il giorno successivo, il 7 ottobre, vi è la telefonata 5845. Ripeto, è una subordinata rispetto alle considerazioni che vi ho fatto prima. Risso chiamava Ruby e costei gli riferiva che Berlusconi l'aveva appena chiamata e le aveva riferito di essere venuto a sapere da Mora, che a sua volta era stato informato da Giuliante, l'intero contenuto del colloquio avvenuto la notte precedente. Ora, l'avvocato Boccardi questa mattina ci ha ricordato che di questa telefonata non c'è traccia, ma non è questo il problema. Il problema è collocare in quel contesto temporale questa telefonata, cioè l'Elma Rugg chiama Risso e espone le circostanze in termini che conducono il Tribunale del Ruby 2 a stabilire che il contenuto della telefonata, importante elemento di prova sotto vari aspetti, è stato già analizzato e comunque ci si riporta lo stesso. Per il profilo che interessa in relazione all'inquinamento probatorio, è sufficiente evidenziare come Ruby riferisse di aver appreso da Berlusconi che Giuliante aveva riferito a Mora, che poi aveva riferito a Berlusconi, sembra il telefono senza fili, ma cosa racconta questa telefonata tra
Risso e Ruby, ancorché non ci sia stata la telefonata di Berlusconi con Ruby, che la ragazza diceva: ho sentito Berlusconi che ha appreso da Mora, che a sua volta ha appreso da Giuliante, che cosa ci siamo detti ieri sera. Ora, se Mora e l'intermediario di lui fossero stati presenti a quell'incontro, che significato avrebbe questa telefonata? Come armonizzare il contenuto di questa telefonata con la contestazione di falsità? Ecco perché, e mi avvio a concludere per la falsa testimonianza, per le ragioni di carattere processuale e probatorio che vi ho esposto e che comunque ripresenteremo nella memoria, concludo per quanto concerne la falsa testimonianza chiedendo la soluzione di Risso. E adesso mi appresto invece a una parte che mi ero ripromesso di esporvi in maniera più analitica, ma che invece vi riproporrò in termini sintetici. Qui invece i punti nodali per affrontare il tema del riciclaggio sono due. Uno è la stessa possibilità di qualificare in termini delittuosi il reato presupposto, cioè la corruzione in atti giudiziari, e quindi il tema della qualifica soggettiva del soggetto agente, dell'intranius e quant'altro. È già stato detto molto e quindi dirò pochissimo. L'altra è invece l'analisi dei flussi finanziari che hanno alimentato il conto corrente di Risso e che sono inconciliabili con la ricostruzione della Procura e che invece sono perfettamente aderenti agli elementi di prova che noi vi abbiamo presentato, sia prove dichiarative sia di natura documentale. Credo che sia però necessario perdere un istante ad analizzare le contestazioni, perché è piuttosto articolata e quindi merita di essere analizzata. Come sapete, il riciclaggio riguarda il capo 41, è contestato in forma continuata, quindi sarebbe un riciclaggio continuato, non si sa bene in quanti segmenti si scomporrebbe questo reato continuato, perché in realtà poi la contestazione è articolata alla stregua di un reato permanente, perché il tempus commissi delicti viene indicato a partire dal mese di settembre 2011, che crea un nodo gordiano di carattere temporale, perché come saprete significa che l'inizio della consumazione del riciclaggio, secondo la Procura, precede la consumazione del delitto presupposto. Settembre 2011, quando ancora non c'era la qualifica, quindi non parliamo neanche di qualifica soggettiva, non parliamo di niente. A partire dal settembre 2011 non è dato sapere fino a quando, perché non c'è concesso il privilegio di sapere le coordinate temporali di questa benedetta condotta riciclatoria, ma sappiamo che, secondo la Procura, decorre dal settembre del 2011. È un'imputazione che ha resistito a tutte le fasi del processo, non è mai stata modificata se non per l'accortezza del Tribunale nell'indicazione del delitto presupposto, che è stato corretto opportunamente, era indicato nel capo 19, è stato indicato poi, a seguito della vostra correzione, nel capo 18. E allora prendiamolo questo capo 18. Vediamo se sono sovrapponibili gli ambiti storici e temporali delle due ipotesi. Senza tener conto che l'ipotesi di riciclaggio qui tratterebbe di una somma non inferiore ad euro 2 milioni, aperta, così, tanto, arrotondiamo, e il reato presupposto sarebbe appunto quello, la corruzione contestata a El Marug e l'avvocato Giuliante, capo 18. Il capo 18. Lasciamo perdere per il momento la questione del pubblico ufficiale, intraneus, non intraneus, eccetera, eccetera. L'unica ipotesi, la prima parte attiene naturalmente all'indicazione dei processi, quando avrebbe assunto la qualifica di testimone e quant'altro. E poi la contestazione, il fatto tipico, quindi l'aver ricevuto soldi, quale prezzo dell'accordo corruttivo, del pactum sceleris,
primo alinea è l'unico che riguarda Risso, perché si dice pagamenti per contanti anche per il tramite di Luca Giuliante, consapevole della provenienza, delle finalità, delle sistematiche delle elargizioni di denaro e di altre persone dello Stato nominale, di cui venivano tra gli altri individuati i seguenti: euro 320.000 che Silvio Berlusconi, che Silvio Berlusconi faceva consegnare a Luca Risso, all'epoca compagno della El Marug, in data prossima al giugno 2013, al fine di finanziare il trasferimento in Messico della coppia. Questa è la contestazione. Altri riferimenti a Risso non ci sono. Io adesso vorrei capire, e spero che in sede di repliche il pubblico ministero lo faccia, come si possa concepire un riciclaggio la cui reato istantaneo per definizione è contestato in forma permanente senza che sia chiarito quali siano i vari segmenti autonomi che compongono il reato continuato, e tutto questo è necessario farlo senza mutare la contestazione. Come sia possibile concepire un riciclaggio, ripeto, che decorre dal settembre 2011, se poi l'unico fatto di corruzione consumata che sarebbe stato oggetto delle condotte riciclatorie di Risso risalirebbe al giugno 2013, ripeto, giugno 2013. Questo è il primo tema. Vi prego di memorizzare soltanto la data del giugno 2013, perché poi vedremo come in realtà, sotto il profilo finanziario, il giugno 2013 non succede un bel nulla. E questo lo dimostrano le rogatorie, gli esiti delle rogatorie che hanno appurato come Risso abbia alimentato quei conti correnti in maniera totalmente autonoma e in un'epoca inconciliabile con la ricostruzione offerta dall'accusa. Sul delitto presupposto, ripeto, è stato detto molto e per una ragione di economia è inutile ripetersi. Io vi prospetto soltanto due strade alternative che conducono però alle stesse conclusioni e che in qualche modo sono argomentazioni complementari rispetto a quello che è già stato detto ampiamente, diffusamente, brillantemente questa mattina. Prendiamo di nuovo le mosse dal capo di imputazione, perché credo che anche questo sia un po' fuorviante. È vero, nell'imputazione sono indicati i due momenti in cui El Marug avrebbe assunto la qualifica soggettiva, cioè vengono indicate le due ordinanze, quella del Ruby 1 e del Ruby 2. Quindi una il 23 novembre 2011 e l'altra il 13 aprile 2012. È vero, nella indicazione del dolo specifico del reato, di nuovo, vengono indicati due soggetti, o meglio, due blocchi di soggetti, in uno, sempre rifacendosi al procedimento Ruby 1, Berlusconi, e la seconda tranche, a Ruby 2, la triade Fede, Minetti e Mora. Ma il problema è che, oltre al dolo specifico, oltre all'assunzione della qualifica, poi è necessario identificare l'atto contrario. E qual è l'atto contrario contestato dall'accusa? È il ruolo rivestito soltanto nell'ambito del Ruby 2. Leggo, perché non voglio utilizzare termini sbagliati. Perché in concorso tra loro, disgiuntamente o ricongiuntamente, al fine di favorire, dallo specifico, Silvio Berlusconi, imputato, eccetera, eccetera, nonché Emilio Fede, Dario Mora e Nicole Minetti, eccetera, 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 essendo la El Marug stata ammessa come testimone nei predetti processi, eccetera, 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 e dunque agendo la stessa in qualità di pubblico ufficiale, Giuliante non ci riguarda, concorrevano nel compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio della El Marug, condotta tipica. In particolare, lettera A, Karima El Marug per aver reso le false testimonianze descritte al capo 17, Ruby 2. Quindi è totalmente inconferente richiamarsi all'ordinanza missiva del primo processo, perché non è contestato alcun tipo di atto contrario nell'ambito di commesso in quella sede.
Non c'è la contestazione. Che sia suggestivo trattare della mancata comparizione come testimone, non testimone, non c'è la contestazione, signor Presidente e signori giudici, non c'è. Si parla soltanto della falsa testimonianza contestata al capo 17, resa dalla ragazza. Siamo nel 2013 ai sensi dell'articolo 507, vi è già stato ricordato, nell'ambito del Ruby 2. Quindi bisogna avere riguardo soltanto alla qualifica soggettiva della El Mahroug rivestita nell'ambito di quel processo, perché di altro non c'è traccia nella contestazione. Ora, con la vostra ordinanza del 3 novembre 2021 avete indicato il momento preciso, il dies a quo, a seguito del quale è stata accertata la causa di incompatibilità perché la El Mahroug, così come altre, era da considerarsi sostanzialmente indagata. Coincide esattamente con la data della pronuncia dell'ordinanza ammissiva, il che significa che la El Mahroug, alla luce della contestazione, non ha mai rivestito alcuna qualifica pubblica. 13 aprile indagata, 13 aprile ordinanza ammissiva, unica che bisogna tenere in mente per quanto riguarda l'atto contrario, Ruby 2. Vi prospetto anche un'ulteriore strada che conduce alla stessa conclusione e deve essere necessariamente anticipata da una domanda retorica: ma è davvero così? È davvero l'ordinanza ammissiva che segna il passaggio, segna il momento dell'assunzione della qualifica soggettiva? Perché io, da una breve ricognizione della giurisprudenza, che adesso farò, ma davvero in volo planare, credo che la giurisprudenza conduca a ritenere che la qualifica di testimone non venga assunta dal soggetto agente al momento dell'emissione dell'ordinanza, ma soltanto con la notifica della citazione di cui è l'articolo 142 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. Vi segnalo soltanto queste pronunce, perché credo che questo sia di nuovo un punto nodale, questo sia significativamente uno snodo, perché è ovvio che se non c'è la qualifica soggettiva stiamo discutendo del nulla. Sezione sesta, sentenza 44.896 del 2019. La qualità di pubblico ufficiale compete al testimone che l'acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente, questo si sa, che l'acquista al momento della citazione. Sempre sezione sesta, 39.280 del 2018. È un obiter dictum. Se risponde a verità, infatti, che tale qualità compete al testimone che l'acquista al momento della citazione, conservandola, siffatto discorso non si attaglia alla persona informata sui fatti, né potrebbe farsi luogo di un indebito ampliamento della sfera di operatività del disposto dell'articolo 357 del Codice Penale, vigendo in ambito penale il divieto di analogia in malam partem. Non si può fare retroagire, è il momento della citazione, prima no. – 2013, sentenza 25.150, era un fatto relativo, in questo caso un'imputazione di 336, quindi è un reato a soggetto passivo qualificato, ma non cambia molto. La minaccia ad un testimone integra gli estremi del reato previsto dall'articolo 336 del Codice Penale, in quanto il teste acquista la qualità di pubblico ufficiale al momento della citazione e la conserva prima, durante e dopo l'esame, indipendentemente dalla prestazione del giuramento. Citazione. La qualifica pubblicistica si assume al momento della citazione. Ora, se noi applichiamo questi principi al caso di specie, si dovrebbe indicare il momento iniziale in cui la signora El Mahroug avrebbe potuto assumere veste pubblica soltanto al momento della sua citazione nel procedimento Ruby 2, perché abbiamo sempre a riguardo soltanto Ruby 2.
vale a dire in epoca di poco antecedente al 17 maggio 2013, perché, come ricordato dai colleghi, è stata disposta la citazione ai sensi dell'articolo 507. Okay. Sono troppo baritonale. Mi calmo. Se dovessimo allora indicare questo momento come il dies a quo di assunzione della veste pubblica, dovremmo dire che è stata assunta addirittura oltre un anno dopo rispetto al momento in cui era emersa la causa di incompatibilità. Quindi entrambe le strade, sia che si abbia riguardo al solo Ruby 2, sia che si applichino questi dati a una precisazione, se dovessimo comunque percorrere la seconda strada, cioè far decorrere il dies a quo dal momento della citazione, questo criterio spazzerebbe via anche il problema del Ruby 1, perché nel Ruby 1 la Elmar Ugo viene citata comunque a novembre 2012, siamo dopo l'aprile del 2012 quando era già sostanzialmente indagata, secondo quello che avete voi stessi potuto appurare. Credo che allora parlare di ultraattività, retroattività, operatività dell'articolo 360 sia assolutamente inutile, perché è evidente che se non manca a monte l'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale non ci può essere alcuna ultraattività. E quindi, in questi termini, credo che manchi nella contestazione del riciclaggio proprio l'antecedente logico, cioè il reato presupposto. Non c'è il nesso di derivazione delittuosa delle somme contestate dal pubblico ministero nei termini che abbiamo visto, proprio perché non c'è il delitto presupposto. Quindi sotto questo profilo insisto, perché il fatto allora non sussiste. Ma lo sforzo difensivo, che è quello che sarà vittima dei tagli maggiori della mia esposizione, è stato proprio quello anche di ricostruire, ma lo taglio, la questione finanziaria, cioè i famosi trasferimenti, perché sono gli unici, signor Presidente e signori giudici, non ci siamo messi alla ricerca dell'Eldorado, della somma che non c'è, dei 5 milioni, 3 milioni. Io devo dire che la richiesta di confisca di 3 milioni di euro più che ci ha lasciato sbigottiti, non si facendo nella memoria del pubblico ministero ai 3 milioni di euro nella memoria espositiva né nella requisitoria, perché io non voglio credere che davvero questa quantificazione sia stata affidata soltanto alle indicazioni di Matera. Io spero che non sia così e anche in questo caso chiedo al pubblico ministero, se lo riterrà utile e opportuno, di fornire maggiori chiarimenti, perché abbiamo una contestazione dei 2 milioni. Non voglio dare numeri perché già la collega Boccardi, l'avvocato Boccardi, vi ha ricordato il balletto infinito e anche un po' svilente di tutte le cifre che si sono rincorse in questa vicenda. Ma io speravo che ci si concentrasse su argomenti che avessero quantomeno un principio di prova. 3 milioni, io non so di cosa parlare sui 3 milioni, Presidente, non lo so. 3 milioni. Beh, facciamo 4, arrotondiamo a 5. E allora devo parlare necessariamente di quella fatidica, ricordate, somma di 320.000 euro di giugno 2013? Bene, ci sono una serie di ricostruzioni credibili, suggestive, ad opera del pubblico ministero. Ma c'è un problema. Vi anticipo che nella memoria ripercorreremo tutta la traiettoria di vita di Risso da quando entra in scena, ottobre, fino a quando ne esce, fine dicembre 2014. Questo è il quadriennio che in qualche modo noi abbiamo ricostruito tutto anche a livello finanziario. Vi dico soltanto questo, negli allegati c'è la prova, negli allegati alla nostra memoria del 30 marzo, che il pubblico ministero ritiene assolutamente privi di qualsiasi valenza probatoria, invece ci sono molti elementi utili e spunti per voi. Io ne cito soltanto un paio. L'allegato 1, sempre anche in ossequio al principio di coerenza dell'ordinamento, l'allegato 1 racconta con una scansione documentale precisa, avviso di accertamento, comunicazione di notizia di reato,
sentenza di primo grado, appello del pubblico ministero, le vicende fiscali di Risso, certamente un contribuente ben poco commendevole, questo è indubbio, legate all'anno di imposta 2011. L'Agenzia delle Entrate, lo vedrete, contesta un maggior reddito sommerso di circa 480.000 euro. 480.000 euro in un anno, accertati soltanto attraverso un accertamento induttivo che ha riguardato la discoteca, il locale Fellini. A seguito di questa vicenda, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la notizia di reato e il Pubblico Ministero di Genova ha avviato un processo. Io vi consiglio di riguardare la notizia di reato non perché può avere una valenza documentale in sé, ci mancherebbe, ma soltanto perché è ricognitiva dell'avviso di accertamento che invece ha piena validità documentale, perché è un avviso di accertamento che non è stato impugnato, è definitivo. Quindi la comunicazione della notizia di reato sintetizza in termini fruibili e racconta come siano arrivati a individuare quell'importo, quasi 500.000 euro in un anno. Gli allegati riportano anche gli ulteriori incassi di Risso, naturalmente bisogna incrociare anche le prove testimoniali, cioè ad esempio il test Trivisonno è stato sentito mi sembra il 16 marzo, che racconta il Fellini venduto nel 2011 ha portato 200.000 euro, c'è la prova documentale che è sicuramente un negozio simulato ma è supportato da assegni non datati lasciati in garanzia e via discorrendo. Ma è sicuramente il dato più importante è quello che emerge dalle rogatorie, in particolare dalla rogatoria svizzera. L'ipotesi dell'accusa: Risso ha trasferito dal suo conto elvetico i soldi provento del delitto di corruzione sul proprio conto corrente in Messico, quindi la condotta di trasferimento integra il riciclaggio. Ora, basta andare a vedere gli stretti conto del conto in Svizzera. Il conto corrente in Svizzera, che è quello che ha alimentato in maniera principale l'operazione poi in Messico, ed è da quel conto che sono partiti i bonifici per il Messico, è stato accumulato nelle seguenti date. 3 marzo 2011, 50.000 euro. 3 marzo 2011. 17 marzo 2011, 80.000 euro. 11 maggio 2011, 50.000 euro. 28 luglio 2011, 80.000 euro. 26 gennaio 2012, 40.000 euro. Siamo in un'epoca in cui El Marouk non aveva minimamente assunto alcuna veste pubblicistica, in cui non c'era alcuna ipotesi di falsa testimonianza per lo stesso pubblico ministero, perché identifica la data di consumazione della corruzione che sarebbe alla base di questa condotta nel giugno 2013. La provvista di questo conto, che poi avrebbe alimentato quel famoso bonifico del 18 febbraio 2014, vengono eseguiti i versamenti in Svizzera dal 3 marzo 2011 al 26 gennaio 2012. Qual è la correlazione temporale, storica, materiale, giuridica, inferenziale, critica e quello che si vuole con il reato presupposto? Qual è? 6 anni e mezzo di condanna di reclusione per il riciclaggio? Qual è? Non c'è. Ci sarebbe poi anche un ulteriore versamento del 3 giugno 2014, altri 80.000 euro che di lì a breve verranno poi bonificati in Messico, quindi prima versamento in contanti sul conto svizzero e poi bonifico verso il Messico il successivo 22 luglio. Ma siamo in un periodo in cui pacificamente, questo lo riconosce anche la Procura, la relazione tra El Marouk e Risso era finita anche in malo modo, perché a marzo del 2014 i due litigano
o meglio, si lasciano definitivamente, l'El Marug va in Messico, Risso ormai è in Messico, ripeto, ora sono un po' disordinato, ma la memoria invece ripercorrerà in maniera molto analitica tutti questi passaggi. Ma sappiamo perfettamente che Risso si trasferisce in Messico, decide insieme all'El Marug di trasferirsi in Messico, a ottobre 2013. L'El Marug lo raggiungerà, sospetta di qualche tradimento, lo raggiungerà e farà una sorpresa a Risso qualche mese dopo, a marzo. A marzo El Marug troverà che nell'abitazione in affitto, in locazione, c'è il contratto, non è di proprietà di Risso, è in affitto, in locazione, Risso vive con un'altra ragazza e da lì scoppia il finimondo. E quello sancirà la fine della loro relazione, non parleranno mai più da persone civili, ma si scambieranno reciproche accuse. È in quell'occasione che Risso rilascerà all'El Marug quel famoso bigliettino su cui è stata poi costruita parte dell'ipotesi accusatoria. Ma quel bigliettino non ha significato, proprio perché la provvista del conto corrente, l'unica somma di cui si ha traccia probatoria, è riferita a un periodo sensibilmente antecedente ai fatti, alla stessa ipotesi accusatoria, non c'è proprio sovrapponibilità dei piani, non c'è proprio collegamento. Quindi di cosa stiamo parlando? La rogatoria messicana ha appurato che Risso non aveva investito nulla e soprattutto ulteriori accertamenti hanno consentito di, sempre intercettativi, di messaggi e quant'altro, che a giugno 2014 Risso era disperato, aveva finito i soldi. Il riciclatore di 3 milioni di euro, 5, 2, non ho ancora ben capito, aveva finito i soldi, era disperato. La relazione con l'El Marug era finita, lui tutti i soldi li aveva investiti nel laboratorio di pasta e ristorante di Playa del Carmen, perché a prescindere dalle considerazioni della procura, ma stiamo parlando della necessità, Risso affitta un locale di 200 metri quadrati con un'area esterna infinita, c'è la planimetria allegata al contratto di locazione che è stata acquisita con rogatoria ed è quindi confluita nel fascicolo del dibattimento, deve trasformare quei locali, quindi ristrutturarli, destinarli a fabbrica di pasta, acquistare i macchinari, e da lì infatti si innesta poi la vicenda anche del test Bosio che ha riferito. Ero stato chiamato per una consulenza perché i macchinari non funzionavano e quindi aveva necessità di far partire il laboratorio, la produzione. Alla fine era così disperato, aveva finito i soldi e chiede a me di entrare in società. Come faccio a entrare in società? Conferisco i macchinari che ho in Italia, li importo io, li esporto dall'Italia a favore del Messico e poi a quel punto entro in società. Qual era il problema? Che in società era presente ancora il Marug. Ma perché era presente il Marug? E così rispondiamo anche a quella lunga lista di messaggi e di rivendicazioni. Marug, voglio il mio denaro, eccetera, eccetera, tutti scritti dopo quella famosa dichiarazione di ricognizione, dichiarazione di Risso che dice ti devo restituire dei soldi. Beh, vediamoli. Intanto già a ottobre c'era stata una lite tra il Marug e Risso a distanza. Siamo a 15 ottobre 2013, è un messaggio che è stato acquisito. Scrive Risso nel breve volgere di un minuto: basta, cancella pure il mio numero, sei single, addio, ci vedremo per discutere della bambina, eccetera, eccetera. L'El Marug probabilmente risponde qualcosa e Risso le domanda: quello che è tuo? Cosa è tuo? Ridammi la mia vita. Quello che è tuo? Cosa è tuo? Ottobre 2013. Ma cosa stai dicendo? E però si può anche capire il livello di frustrazione, di disperazione, di delusione dell'El Marug. Siamo a marzo del 2014, 30 marzo, è il periodo critico. C'è un passaggio di questo messaggio in cui l'El Marug scrive a Risso: mi hai tolto ciò che è mio, puntini, 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 mi hai tolto un progetto di vita. Erano sposati. Rivendicava
ciò che era suo in qualità di moglie, non in qualità di affarista. Mi hai tolto un progetto di vita. Te ne sei andato in Messico perché dovevamo fare qualcosa insieme e adesso tu te ne stai lì e mi lasci con tua figlia. Mi hai tolto un progetto di vita. Non è forse una chiave di lettura più consona? Ultima spiegazione su quel famoso bigliettino che è diventato il biglietto della lotteria. Corrispondenza di settembre allegata alla nostra memoria depositata in udienza il 30 marzo di quest'anno, 2022. C'è uno scambio tra Risso che continua a scongiurare Giuliante di convincere l'El Marug a restituirgli le quote, in modo tale da consentirgli di far entrare in società Bosio. Cosa scrive Risso a Giuliante a un certo punto? Io intanto gli ho parlato, i pronomi dimentichiamoli, gli ho già parlato della necessità, è Risso che scrive a Giuliante riferito all'El Marug, della necessità che ho di reperire soldi, ma lei non ci vuole sentire e continua a negare qualsiasi cosa. Ti scrivo perché ho bisogno che gli parli e la convinci a darmi le quote della società in modo che le possa vendere a Matteo Bosio e così avremo i soldi, eccetera, eccetera. Poi piano piano darò a Ruby i soldi che dice che devo dargli e che gli ho firmato, solo perché non volevo che la polizia messicana l'arrestasse e succedesse un casino. È un fatto che ha raccontato anche Risso nelle sue spontanee dichiarazioni, cioè il fatto che l'El Marug, quel giorno in cui aveva scoperto la relazione extraconiugale, aveva dato in escandescenza, i vicini avevano chiamato la polizia e Risso aveva cercato in qualche modo di calmarla, dicendo: guarda, ci lasciamo da persone per bene, lasciamoci in modo tranquillo, pacato, finiamo qui, poniamo qui fine alla nostra relazione sentimentale, abbiamo anche una figlia. Io potrei anche concludere qui, Presidente, perché se poi ripercorre invece in chiave critica, alla luce delle granitiche evidenze di fatto, cioè di quando si è formata la provvista e di tutto il resto, non credo che sia necessario esporre ulteriori argomentazioni. Però un paragrafo della memoria del pubblico ministero, della memoria dedicata a El Marug Karima, Giuliante Luca e Risso Luca, a pagina 48 c'è un paragrafo intitolato Le risultanze emerse dai tabulati telefonici di Luca Risso, visite ad Arcore in prossimità di e in coincidenza con trasferte in Svizzera. Ecco, questo mi ha dato un po' fastidio, perché il paragrafo si conclude con il 20 febbraio 2014 Risso disporrà che sia effettuata dalla PKB di Lugano un bonifico di 300.000 euro a favore di se stesso in Messico. Lasciamo al libero apprezzamento del Tribunale sul piano logico-fattuale quali siano le possibilità che il bonifico di 300.000 euro abbia ad oggetto risparmi di Risso derivanti da attività chiuse da tempo. Perché? Perché dà atto che c'erano tutta una serie di spostamenti nei pressi di Arcore e della Svizzera in termini contigui e allude allora che Risso è andato ad Arcore, ha preso i soldi e li ha depositati in Svizzera. Non c'è un solo versamento in entrata su quel conto. L'ultimo è di gennaio 2012. Quindi uso le parole del pubblico ministero. Lascio al libero apprezzamento del Tribunale sul piano logico-fattuale quali siano le possibilità che il bonifico di 300.000 euro siano di derivazione illecita, posto che le provviste di quel conto sono state accumulate in epoca antecedente al reato presupposto. E qui mi fermo, perché affido all'amico Tortorelli, quale ideale regalo di compleanno, il suo compleanno e questo è il suo modo di festeggiarlo oggi, l'ingrato compito di analizzare gli ultimi due pilastri, che credo siano due pilastrini in realtà, a cui il pubblico ministero ha agganciato la propria richiesta di pena e di giudizio di penale responsabilità per il riciclaggio. La deposizione di Matera e il file, chiamarlo lettera non mi sembra appropriato, caro Presidente, e quindi vi ringrazio infinitamente per l'attenzione
mi riservo insieme al collega di depositare la memoria e mi riporta le conclusioni per quanto riguarda il diritto di riciclaggio che il collega formalizzerà e vi ringrazio di nuovo. Se poi ci fa la cortesia della memoria, come ho già detto anche ai suoi colleghi, di inviarci una copia digitale fruibile per il Tribunale. Certo. Grazie. Non mancherà, Presidente. Signor Presidente e signori del Tribunale, come anticipato il mio collega, oggi è il mio 51esimo compleanno e sono davvero felice. Auguri. Grazie. Sono davvero felice di festeggiarlo insieme a voi perché oggi è un'occasione speciale. Finalmente mi tolgo questo peso e concludo questo processo. Che non significa che non abbia apprezzato la vostra compagnia, che non l'apprezzi tutt'oggi, anche quella dei pubblici ministeri, ma significa veramente che non ho apprezzato questo processo. Un processo che è già stato criticato da tutti, per cui non sto anch'io a tediarvi con considerazioni in merito ai gravi affronti alla dignità che ci sono stati delle persone coinvolte e tutto ciò forse può essere comprensibile in considerazione del fatto che l'eco mediatica di questo processo era chiaramente di un certo livello e che all'epoca dei fatti il supposto soggetto corruttore era Presidente del Consiglio dei Ministri e tuttavia però il fine di questo processo era quello, utilizzo un'espressione che ha usato poc'anzi l'Avvocato Costa, di cercare l'Eldorado. Fra l'altro, viste le latitudini di cui stiamo parlando, credo che l'Eldorado sia proprio il sogno della Procura che non si è realizzato. Dico questo perché, come ha già detto il collega Costa, e non occorre che ripeta oltremodo, non vi è traccia non di 3 milioni di euro, non di 2, ma non vi è traccia di alcun versamento illecito in Messico da parte del nostro assistito. Restano davvero da trattare pochi temi. Avevo preparato una serie di appunti, ve li faccio vedere, ma a questo punto credo di non doverli neanche aprire e di essere ancora più telegrafico di quanto non avessi previsto, perché buona parte degli argomenti che avrei voluto trattare io sono già stati trattati proprio oggi anche dall'Avvocato Boccardi e quindi è inutile che vi annoi, vista l'ora tarda. Non credo che il compito dell'avvocato sia quello di essere mediatico, credo che un buon difensore debba soprattutto essere onesto nei confronti del Tribunale, rispettoso nei confronti del Tribunale e svolgere il suo mandato nel miglior modo possibile, cercando di tirare le fila dei discorsi che sono stati fatti fino a questo punto. E quindi così faccio, tiro le fila. Restava da parlare dell'Avvocato Verzini, l'ha già fatto stamattina la collega Boccardi e in questo modo mi esenta da un compito che avrei trovato anche sgradevole e la ringrazio. E vista la posizione dell'Avvocato Verzini e la fine purtroppo prematura, resta da parlare della lettera, caro Presidente, che il collega ha giustamente definito file e non lettera, e della posizione di Antonio detto Toni Matera. La lettera, caro Presidente, comincio da qua. I pubblici ministeri nella loro requisitoria specificano, e non lo fanno a caso, lo fanno perché sanno benissimo che i soldi non ci sono, non sono stati trovati e quindi fondano il proprio castello di carte, quindi la prova dell'accordo corruttivo e la prova del riciclaggio, su due elementi e uno costituirebbe riscontro dell'altro: la lettera, caro Presidente, e la testimonianza di Antonio Matera. A ben vedere l'una sconfessa l'altra. A ben vedere la lettera, caro Presidente, anticipo che è stato oggetto di discussione, se ne è parlato, lo ha sostenuto Risso, è stato messo in discussione da parte dei pubblici ministeri, di chi sia la paternità di questo scritto. Ne discuterò anch'io, ma sostanzialmente è un problema inutile. Cioè non ha rilevanza chi abbia scritto questa lettera. Ciò che rileva è il contenuto di questa lettera, che anche a voler prendere per buono, in realtà costituisce la prova che non c'è stato alcun riciclaggio. Quindi la lettera, caro Presidente, è proprio ciò che fa crollare il castello di carte eretto dalla pubblica accusa.
E adesso vi dirò perché. Ma prima di dirvi perché, 2 parole sulla paternità di questa lettera che i pubblici ministeri, sulla scorta del rasoio di Occam, ritengono che non possa che riferirsi a Luca Risso, invece, a nostro modo di vedere, è riferibile al padre di Luca Risso. Luca Risso ci ha spiegato, quando si è recato davanti a voi a rendere spontanee dichiarazioni, che questa lettera costituirebbe una rielaborazione, peraltro farcita di errori storici, di alcuni suoi sfoghi rivolti al padre sulla sua condizione. Premettiamo che era l'ottobre del 2014, quindi un momento in cui credo che sia pacifico e che nessuno possa dubitare del fatto che Luca Risso era alla canna del gas. Quindi Luca Risso in quel momento era il classico italiano che se ne andava col bastone sulla spalla e il sacchettino legato con gli stracci perché aveva completamente finito le provviste che si era bonificato lui in precedenza e che aveva impiegato per avviare l'attività commerciale. Purtroppo si sono realizzati una serie di imprevisti, quindi i macchinari non funzionavano, ha dovuto sborsare più soldi di quelli che aveva previsto per avviare questo locale commerciale di 200 metri quadrati, costruire un soppalco e tutta una serie di ragioni sulle quali è inutile soffermarsi più di tanto. Fatto è che si era ridotto nella condizione, abbiamo acquisito le SIT di Fabio Costanzo, di dover lesinare perfino su 60 euro di commissione di un biglietto aereo. Luca Risso si è fatto in quel periodo comprare il biglietto di andata per l'Italia da Fabio Costanzo perché non aveva 60 euro per le commissioni bancarie. Quindi queste erano le condizioni di Luca Risso in quel momento. Aveva venduto 2-3 Rolex, aveva venduto una BMW, avete in atti le produzioni che vi abbiamo fornito che testimoniano quello che stiamo dicendo. Dicevo, questa era la condizione in quel momento di Luca Risso che si sfoga con il padre. Il padre, un giorno in cui Luca Risso, questa è la nostra versione, si trovava in giro, comincia, sulla base di questi sfoghi del figlio, a scrivere questa lettera. Ebbene, i pubblici ministeri, citando la regola di Occam, dicono che non può che essere riconducibile a Luca Risso per tutta una serie di elementi. Innanzitutto è stata redatta in un momento in cui Luca Risso si trovava in Italia, pacifico. È stata redatta, dicono i pubblici ministeri, su un computer che, ancorché di proprietà del padre, non sarebbe più stato utilizzato in seguito. Mi viene da dire, ma ciò posto, sarebbe attribuibile a Luca Risso perché è firmata da Luca Risso, dicono. La lettera non è firmata. In fondo allo scritto, c'è scritto, ma digitalmente, Luca Risso. Sarebbe attribuibile a Luca Risso perché nella lettera sono indicati i recapiti di Luca Risso e non quelli che conosceva la procura, quelli nuovi che aveva attivato a partire dal 7 di ottobre. Ribadisco, e questo che cosa vuol dire? Il padre li conosceva, evidentemente. Sarebbe attribuibile a Luca Risso perché è stata rinvenuta in una camera, dice il pubblico ministero nella requisitoria, non ricordo se verbalmente o addirittura nella memoria, in una camera in uso a Luca Risso. Io ho letto questa cosa e ho detto, ma fammi andare un po' a vedere se è così. Stamattina ne ho parlato col pubblico ministero, lui è convinto di ciò che dice, io sono convinto che non sia così. E allora sono andato a prendermi il verbale di perquisizione. Ebbene, nei verbali di perquisizione, che sono agli atti relativi a tante altre persone, si vedrà che è indicato l'oggetto X è stato rinvenuto nel luogo Y, era sopra la mensola Z. Ecco, nel caso della perquisizione in casa di Mario Risso, questo dato non c'è, quindi non c'è scritto dove sia stato rinvenuto questo computer. Mi sono detto, ma vediamo un po' chi sono gli agenti che hanno eseguito la perquisizione e vediamo se negli atti, posto che voi non li conoscete ovviamente, però se negli atti ci sono delle annotazioni di servizio in cui c'è scritto dove è stato rinvenuto
dove è stato rinvenuto questo computer portatile. Ebbene, io non l'ho trovato. Sì che il fascicolo è molto corposo, anche un po' disordinato, però questa specificazione non sono riuscito a rinvenirla. Se poi c'è, mi scuso già in anticipo con il pubblico ministero, però io non l'ho trovata. Mi sono detto, visto che chi ha eseguito la perquisizione è l'ispettore agente, non ricordo, Deborah Brizzi, che è stata sentita in questo dibattimento, è stata esaminata e controesaminata, andiamo a vedere se nella sua deposizione ha detto che questo computer è stato rinvenuto in una camera ad uso esclusivo di Luca Risso. Ebbene, nulla ha detto al riguardo, per cui credo che il pubblico ministero questo dato lo abbia ricevuto per Spirito Santo, ma negli atti non c'è. Ma non può esserci. Non può esserci perché la casa in oggetto dove Luca Risso dimorava in quel periodo era un bilocale, quindi una casa di 45-50 metri quadrati in cui c'era una sola camera, che era la camera in cui dormivano i coniugi Risso. Quindi il resto era un'entrata in cui c'era la cucina, un divano e la televisione, e Luca Risso dormiva sul divano, quindi non c'era una camera in uso a Luca Risso. Il computer era del padre. Ciò posto, ci sono anche dei dati però scientifici che portano ad escludere, perché il rasoio di Occam altro non è che una regola probabilistica, il principio di parsimonia. Una regola probabilistica che dice, secondo tutta una... No, non ve lo dico perché non voglio offendervi. Quindi, ci sono però dei dati scientifici che portano ad escludere che questo manoscritto sia riferibile a Luca Risso. C'è una consulenza tecnica che è stata svolta sul computer in questione. Dalla consulenza tecnica sul computer in questione risulta che il file caro Presidente sia stato creato alle 15:33 del 22 ottobre e la consulenza dimostra che subiva, dopo un primo salvataggio alle 15:54, quindi pochi minuti dopo, 7 revisioni fino alle 2:48 del 23 ottobre. Non sono specificati gli orari delle revisioni, quindi o io non so leggerli o non sono spiegati. Quindi è un file che è stato creato, verrebbe da pensare, più o meno tutto di getto, o con una breve interruzione, perché c'è un solo salvataggio alle 15:54. E io sono andato a guardare che cosa faceva Luca Risso in quei momenti. Ricordo che avevo fatto anche alla Teste Buono, credo, in sede di controesame, una domanda specifica sul punto. Ebbene, se guardate i tabulati, si vedrà, non ve li cito uno per uno, perché vi farei soltanto perdere del tempo, ma ve lo do come un dato acquisito, che Luca Risso per tutto il giorno è sempre stato in movimento. Quindi nei minuti immediatamente antecedenti le 15:33 e per tutta la durata del pomeriggio non ha fatto che parlare al telefono, mandare messaggi, spostarsi, non ha mai agganciato quasi mai la stessa cella, e comunque tutte le celle agganciate non sono quelle della casa ove si trovava in quel momento ospite, quindi quella dei genitori. Mi viene da pensare che il pubblico ministero questo lo sappia. Tanto è vero che nella sua requisitoria, o forse nella memoria, dice: ma sì, tanto era un computer portatile. Esclude che la lettera sia stata scritta dal padre perché in quel momento i rapporti tra famiglia e Risso erano tesi, quindi questo è quanto dice il pubblico ministero. Si deve escludere che la lettera sia riconducibile al padre perché i rapporti erano tesi, ed essendo i rapporti tesi è difficile ipotizzare che il padre in quei momenti potesse avere la concentrazione necessaria per scrivere una cosa del genere. I rapporti erano tesi e il padre non poteva scrivere una cosa del genere. Il padre che raccoglie una dichiarazione disperata del figlio, mentre il figlio, che in quel momento, secondo i pubblici ministeri, girava per tutta la città col portatile sotto il braccio, di tanto in quando si fermava a scrivere 2 righe di questa lettera che avrebbe, nella sua idea, dovuto poi in un futuro inviare al Presidente del Consiglio. Quindi rendiamoci conto che proprio secondo la teoria di Occam tutto ciò è inverosimile. Ma c'è
il dato che secondo me è il più sorprendente, che porta ad escludere che la lettera sia attribuibile a Lucarisso. I pubblici ministeri evidenziano che nella lettera sono presenti degli spagnolismi. Io ho la fortuna di avere una moglie argentina, lo spagnolo lo conosco molto bene, sono andato a cercarmi tutti questi spagnolismi di cui parla il pubblico ministero. Ce n'è uno, che secondo me non è uno spagnolismo ma è un errore di battitura, perché in una parola, in una frase si dice entrado anziché entrato, è l'unico spagnolismo che c'è nella lettera. Ci sono però altri elementi che portano a ritenere che la lettera sia senza dubbio riconducibile a Mario Risso. Proprio il costrutto sintattico di questo documento riconduce senza ombra di dubbio a Mario Risso. Voglio solo richiamare la vostra attenzione, dato che avete agli atti i manoscritti sequestrati in casa di Mario Risso e quelli senza dubbio sono da lui stati scritti, io li ho raffrontati con la lettera. Noterete che nella lettera alla pagina 4, quindi parte finale della lettera, soltanto in una pagina per ben 4 volte vi è l'inciso nella stessa frase premesso che. Per ben 4 volte a pagina 4, poi a pagina 5 si ripete premettendo, si scrive, e si ripete ancora una volta premesso che. Quindi, tanto per cominciare, c'è questa ricorrenza, la ricorrenza di questo inciso, l'inciso premesso che. Se andate a vedere i manoscritti di Mario Risso, sono 3 mi sembra, che avete agli atti, noterete che premesso che lo ripete per 6 volte di seguito. Quindi, premesso che certamente è un inciso riconducibile a Mario Risso e non a Lucarisso. Ma non è tutto qua. Cioè, avete altri elementi di raffronto. C'è la mail a Giuliante di cui ha parlato poc'anzi il collega Costa. Denota, mi interessa un piccolo passaggio. Io sto parlando della mail 9 settembre 2014, ore 22:34. Noterete che Lucarisso ormai ha abbandonato la lingua italiana, quindi ciao Luca, sta parlando con Giuliante, per trasferire la quota non deve fare nulla che non firmare un atto che gli mando, quindi pronome sbagliato, e restituirlo in originale e mandare una mail al contador. Il contador è il commercialista in spagnolo. Quindi questo è il modo in cui si esprime per iscritto Lucarisso un mese prima della lettera, caro Presidente. Avete poi gli appunti di Lucarisso che gli avete sequestrato in udienza quando si è presentato davanti a voi per rendere spontanee dichiarazioni. Quindi neanche immaginare che sia un documento predisposto per mostrarvi che scrive male in italiano, perché è stato richiesto da voi. Quindi noterete non solo gli errori, ma noterete anche un altro fatto. I messicani, a differenza degli argentini, si esprimono al passato prossimo, quando parlano del passato, per lo più al passato prossimo. Gli argentini invece usano prevalentemente il passato remoto, non esiste il passato prossimo. Noterete negli appunti di Lucarisso che lui si esprime quasi esclusivamente al passato prossimo. Noterete nella lettera, caro Presidente, invece un uso costante del passato remoto, dell'imperfetto, e quindi una sintassi, per quanto non perfetta, di certo molto più simile a quella dei manoscritti che non al modo di scrivere di Lucarisso, che è totalmente sgrammaticato. Ciò posto, dicevo, attribuire la paternità di questa lettera comunque ha, a nostro modo di vedere, rilevanza fino a un certo punto, anzi, col senno di poi mi verrebbe quasi da pensare che Lucarisso questa lettera l'abbia davvero scritta lui per precostituirsi un alibi, perché in questa lettera c'è la prova che la tesi dell'accusa è totalmente infondata. Dicono i pubblici ministeri che la lettera, oltre che dell'accordo corruttivo di cui non parlo perché è già stato ampiamente dibattuto, costituirebbe la prova del riciclaggio. E in particolare, se trovo l'appunto,
Il ruolo di riciclatore si ricaverebbe incrociando i contenuti dello scritto con il bonifico di 300.000 euro del febbraio 2014 pervenuto a Playa del Carmen, con le dichiarazioni di Verzini e con quelle di Matera. Del bonifico vi ha già detto il collega, ma c'è comunque un passaggio della lettera che vi voglio segnalare. Perché noi non ci nascondiamo dietro a qualcosa, sarebbe irrispettoso nei vostri confronti. Lettera che, ricordo, è dell'ottobre 2014. Lei, sempre a dicembre dello scorso anno, capì la mia situazione, in passato remoto, e si propose di aiutarmi chiedendomi cosa poteva fare. Mi chiese se avevo proprietà in Italia o eventualmente in Messico, e io candidamente le risposi che in Italia non avevo nulla, ma che avrei, quindi potuto comprare, quindi condizionale futuro, avrei potuto comprare con i 320.000 euro che avevo messo via, miei 320.000 euro, prima di conoscere Ruby erano addirittura molti di più. Qualche immobile senza problemi, avrei potuto comprare qualche immobile senza problemi. Lei mi disse, una sintassi perfetta, lei mi disse che mi avrebbe aiutato comprandomi al doppio del valore, tramite un suo amico in Argentina, gli immobili che avrei comprato in Messico. Ecco. Quindi non solo rappresenta la prova, questa lettera, se la vogliamo considerare attribuibile a Luca Risso e se vogliamo credere al contenuto della lettera, costituisce la prova del fatto che i soldi non sono arrivati, ma costituisce la prova del fatto che Risso sta chiedendo qualcosa per sé e non in conseguenza di un qualsivoglia accordo corruttivo o di un qualsiasi contenuto illecito. Sta chiedendo un qualcosa per sé, A, perché è disperato, B, perché il mondo gli è crollato addosso in conseguenza di tutta la vicenda che è scaturita, C, perché ritiene Silvio Berlusconi l'involontario responsabile di quanto gli sta accadendo. Quindi lui dice: è un rapporto tra privati questo, io mi trovo in questa situazione. Ricordiamoci che si era instaurato un rapporto di confidenza, io e che Berlusconi, come è stato già ampiamente detto, e poi dirà meglio, io non voglio minimamente entrare e invadere il campo altrui, però credo sia pacifico che svolgeva atti di liberalità nei confronti di svariate persone. Io mi trovo disperato, mi avevi detto che mi avresti aiutato, ci siamo conosciuti, mi fai sapere se mi puoi aiutare in qualche modo? È un rapporto tra privati. Posto che non è mai arrivato alcunché. Questo è però il contenuto della lettera. E in che modo la lettera dovrebbe riscontrare le dichiarazioni di Antonio detto Tony Matera? Mi voglio soffermare un attimo sul personaggio Antonio Matera, che le signorie vostre hanno avuto il piacere di conoscere personalmente. Credo si saranno rese conto, senza bisogno di guardare il certificato penale che credo abbiate agli atti, che riporta le condanne per ogni genere di reato ipotizzabile, e uno mi dirà: ma perché ci hai fatto il socio con Tony Matera? Ma io non conosco il certificato penale di Tony Matera, cioè Tony Matera è uno che si è presentato a un certo punto sul palcoscenico genovese come un imprenditore facoltoso, ha cominciato a girare per locali, bottiglie di champagne e un giorno ha conosciuto Luca Risso, ce lo racconta lui stesso, ci racconta Antonio Matera che all'inizio frequentava i locali di Luca Risso, quindi era un ottimo cliente, fin tanto che sempre con disponibilità e quant'altro si propone per entrare in società. Luca Risso, per carità, se c'è da fare affari facciamo affari, e quindi avviano questa collaborazione. Antonio Matera, dicevo, è un soggetto che ha un curriculum criminale di un certo spessore, è un soggetto che è venuto a deporre qui davanti a voi in una veste ben specifica, una veste che richiede
non mi dilungo assolutamente perché non voglio dirvi l'ovvio, in quanto imputato di reato connesso, che vi siano determinati riscontri alle sue dichiarazioni. Ebbene, io vorrei che mi si dicesse se c'è un riscontro, non dico esterno e individualizzante, un riscontro qualsiasi alle dichiarazioni di Antonio Matera. Direi al contrario che dalle dichiarazioni di Antonio Matera si possa facilmente ricavare come questi sia un bugiardo patentato, sia rancoroso e vendicativo. Ve ne dico una su tutte perché credo che sia un passaggio fondamentale, poi entro più nel dettaglio, ma proprio 5 minuti, nel dettaglio successivamente, ma c'è un passaggio che ve lo voglio dire per primo perché mi ha colpito. Antonio Matera ci dice a un certo punto: e cosa sono io? L'unico fesso che deve andare dentro? È chiaro, sta parlando di Risso. Questo dice a voi. Antonio Matera ci dice tutta una serie di cose, minimizza le disponibilità economiche di Risso. Ma perché minimizza le disponibilità economiche di Risso? Allora, Antonio Matera è imputato, avete agli atti, è imputato per bancarotta fraudolenta dell'Albicocca, e non soltanto bancarotta documentale, anche bancarotta per distrazione. E cosa volete che vi venga a dire? Sì, mi sono messo 200.000 euro in tasca? Quando sta per fare un concordato? Quando sta cercando di tirare dentro Luca Risso in questa vicenda? È evidente che Antonio Matera sia una persona che non può essere creduta. Avete un'altra prova lampante, al di là di tutte le contraddizioni, ne ho segnate veramente tante, ma non so che senso abbia elencarvele tutte quando prima dice che i rapporti erano buoni, che sono entrati in affare nel 2009-2010, i rapporti si sono incrinati immediatamente, ma poi dice che nel 2014 erano ancora in rapporti tali per cui Luca gli avrebbe riferito confidenze personali. Non solo, stiamo parlando di milioni di Berlusconi, cioè stiamo parlando di cose delicatissime a livello giudiziario, quando la bufera era già scoppiata. Quindi, secondo voi, Luca Risso nel 2014, con l'eco mediatica di questa vicenda, ipotizzando tutto quello che c'era da ipotizzare, andava da un delinquente come Antonio Matera a dirgli: ah, sì, c'ho 4 milioni di euro, me li hanno mandati in Messico. Cioè, bonifico estero su estero. No, ma Giuliante lo pagavo io. Peccato che Antonio Matera ci dice che Giuliante lo pagava Luca Risso, salvo poi dirci 2 righe dopo no, lo pagava Berlusconi. Antonio Matera risponde a tutte le domande del pubblico ministero cavalcando l'onda, perché è un personaggio astuto, è un personaggio avvezzo alle aule di giustizia, avrà avuto 20 processi, saprà come ci si muove in un'aula di giustizia, quindi risponde alle domande del pubblico ministero. Il pubblico ministero gli dice: ah, quindi Ruby era la gallina dalle uova d'oro. Sì, Ruby era la gallina dalle uova d'oro. Quindi Antonio Matera cavalca l'onda. Ma dicevo, cavalca l'onda ma la cavalca male e viene sbugiardato clamorosamente. Avete agli atti la sentenza per truffa passata in giudicato. Noterete, per la portata dimostrativa che ha la sentenza che è stata acquisita ai sensi dell'articolo 238 bis, che nella sentenza, tra l'altro, c'è stato un appello e c'è stata la Cassazione, quindi è una sentenza che è stata confermata in 3 gradi di giudizio, anche se il pubblico ministero la ritiene anomala, ritiene che sia una truffa anomala, così ha dichiarato. Per me è l'esempio lampante della truffa. Allora, c'è una sentenza che ci spiega come si è svolta questa truffa. Allora, Antonio Matera ci racconta che il 1° aprile del 2011, giorno in cui Luca Risso fa irruzione all'Albicocca con la polizia, immaginiamoci come erano buoni i rapporti, lui ci dice che ha mantenuto rapporti cordiali, questo è arrivato con i NAS, i vigili urbani, la Guardia di Finanza, eccetera. Il giorno in cui Luca Risso fa questa irruzione si tiene anche l'assemblea della Porim, che era la società che aveva rilevato l'Albicocca, e Antonio Matera lo caccia via. Questo ci dice. Quindi riescono a fare una sorta di transazione, chiamiamola così, con la quale Tony Matera
firma una dichiarazione con cui afferma di essere lui l'amministratore di fatto della società e assume il controllo della società. Luca Risso viene cacciato a pedate. Ebbene, viene cacciato a pedate e però ottiene una buona uscita che Antonio Matera non versa in contanti, versa con un assegno, con un accordo rateale per il pagamento di 70.000 euro e a garanzia Risso pretende e ottiene un assegno che viene depositato presso un notaio, con l'intesa che questo assegno sarebbe stato apposto all'incasso in caso di mancato pagamento anche solo della prima rata. Così avviene perché Antonio Matera percepisce che è stata presentata un'istanza di fallimento, teme l'azione revocatoria e decide di non pagare le rate. E allora Luca Risso mette all'incasso l'assegno. Peccato che questo assegno non viene pagato. Non viene pagato perché l'assegno firmato da Antonio Matera non è stato, che non aveva firma sul conto, non è stato tratto da un suo conto, su un suo conto, ma su un conto della società che era, perché lui aveva il prestanome, che era la moglie, che era intestata alla moglie. Io nel corso del dibattimento gli ho specificamente fatto domande sul punto. Gli ho chiesto, ma lei ricorda se aveva la firma su altri conti? Sì, sicuro, certamente, avevo altri conti correnti, avevo tanti conti correnti. Ma ricorda in che filiale lei, in che banca, in che filiale lei aveva il conto corrente? No, non lo ricordo. Ma se è stato il suo cavallo di battaglia nel processo nel quale è stato condannato, lui si è difeso affermando la sua buona fede, e lo avete nella sentenza, ci sono riportate le sue dichiarazioni, si è difeso affermando che la firma di quell'assegno era stata involontariamente messa sul libretto d'assegni sbagliato perché lui aveva un conto corrente nella stessa banca, ma in un'altra filiale di quella banca, quindi in un'altra zona della città. Quindi non può venire a dibattimento a dire che non ricordava su che banca era stato tratto l'assegno e se lui aveva o no conti correnti in quella banca. Quindi l'assegno è stato volutamente emesso in modo che Risso non potesse incassarlo. Per questo fatto è stato condannato. Ora, tiriamo un po' le somme. Antonio Matera, per colpa di Risso, nella sua ottica, ha collezionato ad oggi 7 anni, se non sbaglio, e sono 7 anni e 5 mesi. Mese più, mese meno, poi ci saranno le liberazioni anticipate, però siamo a un totale di 7 anni e 5 mesi di reclusione, che prima o poi, io non lo so se riuscirà a fare un concordato tale per restare al di sotto dei 4 anni, però evidentemente prima o poi dovrà andare a far visita alle carceri e stare ospite dello Stato per un po' di tempo. Quindi Matera che ci dice io non sono l'unico, sono io l'unico fesso che deve finire dentro, è una persona che imputata di reato connesso, in assenza di qualsivoglia riscontro di qualsiasi tipo alle sue dichiarazioni, che ci racconta che nel 2014 i suoi rapporti con Risso erano cordiali, al punto che Risso gli avrebbe raccontato che Ruby era la gallina dalle uova d'oro e che Berlusconi gli aveva dato 4 milioni di euro, è una persona che noi possiamo considerare attendibile e su cui possiamo fondare, in assenza di, considerato tutto quello che è già stato detto dai miei colleghi predecessori, possiamo fondare sulle sue dichiarazioni una pronuncia di condanna? Quando viene smentito persino dalla lettera caro Presidente. Resta Verzini, ha già detto tutto la collega Buccardi. Su Verzini voglio soltanto dire una cosa, la lettera caro Presidente sul punto è chiarissima, Risso, se l'ha scritta lui, dice che Verzini voleva fare un'estorsione a Berlusconi, questo è quanto. Quindi noi fondiamo la sentenza un'eventuale sentenza di condanna sulla base delle dichiarazioni di Matera, di Verzini, quando Risso, e della lettera caro Presidente, quando nella lettera caro Presidente vengono smentite proprio i momenti storici dei passaggi di denaro a cui fa riferimento Matera, e quando in quella lettera si dice che Verzini voleva
ricattare Berlusconi. Quindi io credo di non dover assolutamente dilungarmi oltre, perché ogni tema è già stato ampiamente dibattuto. Ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto per avermi semplificato il lavoro, non intendo tediarvi oltre e concludo chiedendo la soluzione di Luca Risso da tutti i reati contestati, perché il fatto non sussiste. Grazie. Grazie. Allora rinviamo al 17 in quest'Aula alle 9:30. La memoria la depositate poi nei prossimi giorni? Sì, prima del 17. Grazie.